Paura a Tempio. Giovane cacciatore è attaccato da un cinghiale enorme, si spara accidentalmente a un piede. È successo ieri nelle campagne della Gallura. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Passiamo ora a scoprire la dinamica di questo scontro ravvicinato. Lascia un like se ti piacerà il video e iscriviti al canale. L'incidente è avvenuto nel territorio di Tempio Pausania, in Sardegna. Il giovane cacciatore si è trovato improvvisamente di fronte a un cinghiale di grosse dimensioni e particolarmente aggressivo. Ma come ha fatto a ferirsi da solo? Secondo il corpo forestale, l'animale le è andato troppo sotto. Nel tentativo di difendersi o ondeggiare, il ragazzo è caduto e dal suo fucile è partito un colpo accidentale che lo ha centrato in pieno piede. Un attimo di terrore che poteva costargli molto più caro. Il giovane è stato subito soccorso e ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Questo episodio ci ricorda quanto possa essere imprevedibile l'attività venatoria. Se questa storia ti ha sorpreso, metti un like e iscriviti. Grazie di cuore per aver seguito questo episodio da Tempio Pausania. La tua presenza qui per me significa davvero tanto. Un abbraccio grande e ci vediamo alla prossima notizia.